Voleva ad ogni costo assistere all'esibizione del rapper Tony Boy in una discoteca di Castelfranco e così la sera dell'8 febbraio ha rubato un furgone dal piazzale di una ditta edile di Cittadella e si è messo alla guida nonostante non avesse ancora conseguito la patente. Protagonista un 17enne straniero residente nel Padovano che non aveva però messo in conto la presenza di una pattuglia dei carabinieri di Castelfranco impegnata nei controlli proprio in occasione dell'evento in programma nel locale castellano. Hanno, diciamo, visto arrivare questo furgone e nell'intimare l'alt, il ragazzo ha inchiodato, è fuggito a piedi ed è stato poi ripreso dopo un lungo inseguimento a piedi appunto da parte dei militari operanti. E c'è stata, diciamo, una piccola colluttazione dove per fortuna nessuno si è fatto male, però ecco, insomma, anche questo dà la misura, la cifra di quello che sono poi la percezione dei comportamenti messi in campo da questi ragazzi. Il 17enne è stato arrestato per ricettazione e resistenza pubblico ufficiale. Il ragazzo è stato tratto in arresto, è stato accompagnato al centro di prima accoglienza, dopodiché si è svolta l'udienza di convalida, l'arresto è stato convalidato ed è stato affidato alla comunità. Quella sera stessa, proprio all'interno del locale dove era in programma l'esibizione del rapper, i carabinieri avevano arrestato altri due giovanissimi ritenuti responsabili del furto di una collanina strappata dal collo di un 19enne.